Io sì. Piacere Veronica. Allora, ti spiego il passaporto, ok? Allora, qui trovi le date di i tuoi dati anagrafici. Ti hanno detto la pagina. Mi sente un po' più cavolo. Poi dopo Tutti pronti? Tutti? Allora, guai a voi se mettete il cane in macchina e lo fate scendere dalla macchina fino a che non siete a casa. Guai a voi. Punto 1. Punto 2. Ansia da separazione, ricordatevi che noi stiamo tutti attaccati ai frigoriferi e parliamo. Punto 3. Amateli, perché loro si meritano tutto. Allora, prima adozione con gatto, e quindi è stata, mi raccomando, il gatto tenetelo chiuso, non lasciate il cane insieme al gatto, non si conoscono quando non ci siete a casa, tutte ste cose. Mi sa che c'è Lucy. Siamo pronti? No, vabbè. Grazie. Non vi guardo, cominciamo. Non vi guardo perché io se no comincio. è la luce del sole. La luce sì che dà fastidio, sole. Cenizzo! Arriverà? Ecco uno dei miei gemelli che porta Cenizzo! Caro Elisa si sta emozionando. Ma io piango ogni cane, sappiatelo. Ma piango quando vedi i video che salgono in furgone, non so, figurati. E dove vai tu, Patrizia? Allora, girate, forse. Andate, sicuri di voi, andate, lui si affida. Andrea? Nessuno si chiama Andrea? Sei pronto? Quasi pronto? Chi è che ti ha fatto questo? Chi è che ti conosce? Lucia. Tu non fai. Ah, bravo, bravo, e metti in pratica. Bravo, bravo. Chi è che cerchiamo? Lorela? Lorela! No, bella, sei bella. Lui non piange, eh?
Lui non piange. Già c'ho questo. Ragazzi, freddo, paura. Copriteli. Certo. Adesso mi vedo qua come spettatrice. Io voglio vedere. Chi è il terzo? Sai chi sono? Sai chi sono? Proviamo a chiamare Gialisco? Ragazzi, guardate come comunque si affidano. Lui è una pasta. Guarda. Allora, notate che hanno un po' di forfora, non è niente, è un po' di ansia. Quando il cane, il levrero, ha un po' di ansia, un po' di paura, un po' di cosa, mette la forfora, dopo un po' finisce, va via. Va bene? Va bene? Qui c'è un'adozione, una seconda adozione dopo un po' di tempo. C'è una ragazza che si chiama Greta? Ha ricevuto un messaggio di compleanno dove c'era scritto: io aspetto un fratellino, una sorellina. Gustavo? Guarda Gustavo. Sì, esatto, anche lei ha avuto questa malattia, la leverite, vero? Levrierite. Ciao! Oddio! Come è andato? Sa che quest'ora qua sono Che odora di fondazione? Odora di fondazione, quindi non lo vuoi. Allora, ogni cane ha una cosa attaccata al collo. Se per favore guardate cosa è, ci farebbe piacere perché è un simbolo molto molto importante. La casa, c'è la casa. Elena! Elena, anche lei prima adozione, una cagnolina, si chiama Innamorata, si capisce il nome tutto, sì. Ah, che bella. Qui c'è, ecco un'altra che mi... Capirai. No, tanto si passa poi quando arrivi là. Quando arrivi là è stupenda. Guardate che cos'è Innamorata. Amore, una mini gallietta, guarda che bellezza. No ragazzi, guardate come si affida. Ciao innamorata, ciao bella. Ma si apre, mi ricordo che sul nero più volte. Lei è prima adozione. Così la prossima. Lei che ho chiesto? No, non c'è. Sono contenta di conoscere. Là dell'angolo sulla mano. E mi aiuti. Mi aiutate. aiuta.
Allora, qui non ci abbiamo una prima adozione, qui ci abbiamo proprio una malattia, una malattia che da circa 2 mesi gli è percorsa proprio a un gigantone che fa finta di non guardare, però siccome si è levato il cappello perché deve fare, c'ha le foto, deve essere bellissimo, bellissimo, bellissimo. Lugo, super contento, super allegro, e qui la festa, vorrei giocare, vorrei fare qualcosa. Finalmente gioca. Guarda cos'è Lugo. Che bello che è. A me gli piaceva un sacco. Cambiamo? Dai, andiamo, grazie. Luca che aiuta Luca. Ora ci sono 2 ragazzi Imbarazzante, curiosa. che hanno aperto il cuore a 2 cani. Alexia, eccoli. Tutte e 2. Io non vi guardo. Ragazzi, 2 insieme, non... Prego, fatemi vedere da tutti. Sì, vabbè, Alexia, senti. Oh, amori. Le Coco e Pinky. Basta, tu sei sbagliata. Basta, vieni, dai, amore. Vuoi andare da un'altra famiglia, no? No, no. Il mio cane no, è madonna mia. Questa l'abbiamo presa adesso. Grazie. C'è qualcuno che è arrivata da San Marino? Eccola! Eccola! Vai. Eccola! Natascia! Luisin! Guarda che era... Che bello. Guarda che... Cioè, il gabbia era un po' paurosetto, guardalo qui. Dov'è la festa? Che bello che ha un colore meraviglioso. Stringi bene la martingala, Chiara. Chiara, stringi. Stringi troppo larga. Perché è durissima. No, devi cambiare il tipo di verticale. Sì, l'altro c'è le macchine. No, non glielo dato, non l'ha messo. No, e poi il tappetino fuori. Lui è il re, purtroppo lui. Vabbè, Giorgia lascia qua. Ma no, scusa, ti cercai una... Andiamo, amore, andiamo. Dai, Dante, dai, Giulia! Eccola! Ragazzi, non fa freddo, ti giuro non fa freddo. No, ve lo giuro. Siete strani, se sentite freddo siete strani. Ce la porti, Rania? Sì. Mi dispiace Carmen, non è potuta venire. Perché se no
È un po' bonella Carmen, perché nonostante... Cioè lui proprio lì Non vuole venire. Pure lei non è per niente spaventata. Cara. Guarda questo. grande. Sei spaventato, scusa. Si è preso un po' comodo. Sei stato anche tu poi tanto. 2 anni fa. E ora la mia piangiatrice proprio, quella preferita proprio. Eccola, già comincia. Eccola. Cioè, lei è proprio... Il mio cane lì, dai. Eccola. No, ma poi c'è la mamma e il papà pure che piangono, capito? Qui non c'è, siamo proprio in compagnia. Ci portate Maro, per favore? Se lo tengono. No. Sì, non te lo vogliono mica portare. Gliela dio con faturare. Guarda che spedito che guarda. Non viene neanche da me, da paura. Ciao Maro. Guarda che grosso. Ciao amore. Non mi fa diventare matta dopo. Ciao amore. Ciao amore mio. Visto? Avete visto la porpora? Perché è un po' in ansia, chiaro? Guardalo amore. Non si interessa, guarda il vitello. Questo che è proprio... Ho visto il vitello. Senti, ma tuo padre lo fa insegnare? Se proprio insiste proprio. Dai amore, guarda il tuo fratellino qua. Lui. Guarda Anna. Tanto cosa dici? Finalmente è nero come me. Tutti gratti, tutti gratti. Una malattia grave, 4. È una malattia proprio grave loro. Se non sai come... Giada? Giada? Ti prego? Pure qua un'altra malattia, Ciao Glorietta! È caduto un sassolino, è entrato negli occhi di Giada. Vedi le femmine? Pitita? Vero? Con l'orecchietto. Allora ragazzi, a questo cagnolino hanno tagliato l'orecchio perché aveva il tatuaggio. Chiaramente loro non si sono minimamente posti il problema. Il tatuaggio serve nelle gare ufficiali, però chiaramente il microchip gliel'hanno tagliato, vabbè, ma il tatuaggio non si leva e quindi cosa hanno fatto? Hanno tagliato l'orecchio. No comment. Però probabilmente 9 anni. Ti hanno dato i documenti ufficiali. 9 anni. Capito? Gli adottanti di un solo cane, sappiate che c'è una malattia che è un po'... È proprio... no, è
molto contagiosa anche, molto, molto contagiosa. Un Fabio che non è Fabio lui, un Fabio c'è, un signore che si chiama Fabio? Ancora la malattia non ce l'ha, però proviamo a però Este, vediamo un po' se arriva a casa, se smette di giocare. Vedi che ti chiamavano, dovevi fare la valletta. Non sapevi di fare la valletta. Questa se è ampia, le nere saltare lì. Fai caldo. Guarda lei. Carmela! Se mi adottano. Adottami. E avevano una staccionata. Felicity! E che vocione che abbiamo noi! Guardate sta cagnolina, guardate che cosa è. E quella è una vecchia frattura che chiaramente non si può più mettere a posto, ma guardate che meraviglia di carattere che ha. Guardate che cos'è. C'è talmente rimpaglianita che manco t'ho visto. Sì, cioè pure chi è che ci aiuta che piange. Veronique! Eccola! Io è finita, quindi... Sei pronta? Niente, Berti ritorna in codo? No? Andiamo! Berti! Dai che va a casa, Berti! Ci piace Non diventare Valentino! Eccolo! Diciamo che è molto allegro. Come si chiama questo cane? Loco! No, Loco. Sì che l'hai visto. Sì, è molto pauroso e qui la festa, scusate, voglio fare il coso. Eccolo
riuscirei a stare molto lontano. Sempre più difficile. Sì. Beatrice? Ecco, c'è un'altra malattia qui un po'? Chi aspettiamo? Certo che sì. Nurmi! Mi vederla deve fare No, amore, una piccina mignona, cara. Così la prossima. Nera piccola, come la limpi? Guarda che non è mica terribile. io mi immagino bella quando si ferma i cavalli a correre. Io pensavo che prendesse una come no, però la Michele e Monica, perdonate, vi avevo saltato. Perdono, erano già lì. Scusate. April. oh signore, Che bella. ah sì? Finalmente stanotte dorme. Benissimo. Grazie mille. Luca! Luca, aspetta, già da settembre finalmente è arrivato. Sì, perché prima è venuto a vedere e adesso è arrivato finalmente Marlo alle ragazze. Federica, Mi dici? No. Guarda che Anche l'altro è in adozione? Due? Anche la... vedi che Molto spaventato. vedi come dopo poco ci hanno toccato. Cinzia. Chi ha un'altra malattia? No! La mucchetta! Chi ha un'altra malattia? Meraviglia! Forza Lucia! Tocca a te! Fantastica! Yurigi! A mano e le E quella è più interessata a mangiare. C'ha ragione, hanno fatto. Io, pagati più. La mucchetta, anche quella. Gli occhi alla David Bowie. No, ma un occhio per colore. L'occhio azzurro. Sì, amore! sono tutti arriva la nostra pelle. Ah, sì. Piangi, Ah! Suono di trombe! Ce l'abbiamo fatta! Finalmente ce l'abbiamo fatta al secondo cane, la malattia si è proprio intrufolata, adesso c'è qualcuno che ride. Silvia, vieni qua e guarda te se piangi, Vengo anch'io, posso? Fabio, certo. Fabio che era quello più, adesso c'ha un'altra
un'altra malattia. Prosa! Guarda che signora, guarda. Te l'ho detto che era lui. Ma te la vuoi tenere, Fede? Guarda, lei è una cosa meravigliosa. Lei è una cosa Ciao. buona, dolce. No. Esatto. Sposta, Fede. Spostati che non riesce a fare le foto. No, Fabio non riesce a fare le foto. Grazie, grazie. Basta? Conoscete Sabrina? No. Conoscete qualcuno? Conosce Sabrina? Qualcuno conosce Sabrina? Qui le malattie sono proprio... Attenzione perché verrete tutti contagiati. Eppure qui, guarda, qui c'è proprio... Qui c'è Batman che arriva. Sempre Questo è Whippet, teniamo bene. perché adesso pure questi sono di moda in Spagna. No, vabbè, è troppo carino. Come danza, guarda. È vero, Batman sembra Roberto Bolle. È vero? Ti verrà un po' di... Soffrirai un po' la mancanza degli amici, vero? Soffrirà un po'. Non ha compagnia. E ora? Chi diamo? E ora arriva la cessa! E ora arriva la mummia! Già quando è arrivata qua che tirava indietro, infatti l'abbiamo portata subito. Perché è troppo carina. Un po' arrabbiata perché lei vorrebbe girare. Esmeralda! Direttamente dall'oltretomba! È arrivata! C'ha 250 anni. Non ti dico quando è arrivata? Questa è peggio di me. Però gradirebbe stare in giro. Lei vuole scendere. Adesso un altro cagnolino. Non so se avete visto il post della fondazione che era praticamente stato chiuso dentro una specie di gabbia dove non usciva mai. Lui si chiama Goofy, non è mai uscito da una una gabbia, sarà stata 1 metro per 1 metro, e lui va da Gloria, anche lei colpita da una grande malattia. È troppo carino. Dai, che ora comincia una nuova bella vita. Non ha mai visto niente, io non ha mai visto niente. È stato perennemente chiuso in una specie di gabbia, chiuso anche sopra, non ha mai visto. Quanti anni? Sono un po' intimorite. Fate aiuto. Dai! Guardate che carine! Amore. Guarda un po', fanno le foto. Perché ti nascondi?
Senti, ma ascoltami, ma chi c'è là in fondo? Chi c'è là in fondo? Chi è quella signora con la giacca rossa? La conosci? Ma che per caso porta Carlotta quella signora? Oh, che bella! Che per caso c'ha un cane vicino? Che per caso è vostro? Sì, è arrivata! Sono un attimo! Sì! Amore, che carina. Adesso si riprendono, adesso un attimo. Grazie. Come sta bene con due bambini così? Pianino, gelosone, pianino. Pianino. Ora arrivano due ragazze di una signora che non è potuta venire di Roma e ne ha adottate due insieme. La malattia gli ha preso subito di colpo. Due insieme, sono bellissime, buonissime. Ciuchi e Dolly. E le porta a casa zia Cinzia! La nonna. La nonna! Le porta a casa Cinzia! La nonna. Riesci a girare di qua? Guarda che lei sta Facciamo la foto bene. tutti. Eccoci qua. No, no, Ciuchi, non ti preoccupare, non ti succede niente. Vai, fai la foto.